una ferita che non si è mai chiusa e io nel quotidiano vivo un dolore inenarrabile. Ogni volta che penso a Giulia io penso a quello che mi è stato tolto, però riesco a gioire anche di quello che mi è stato dato ed è proprio questa la dicotomia che mi ha fatto far andare avanti in questi mesi e alle volte anche col sorriso cercando quel po' di felicità perché Giulia avrebbe voluto così. È stata fissata il 14 novembre a Mestre la prima seduta del processo d'appello a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo, il massimo della pena, ma nella sentenza aveva fatto discutere il mancato riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà. Ho sempre detto che mi fido della giustizia e accetterò qualsiasi verdetto. È chiaro che dal mio punto di vista è comunque un momento doloroso sentire che non vengono riconosciuti i capi d'accusa, insomma alle volte può far male, però ecco, cerco sempre di porre l'attenzione su qualcosa veramente di proattivo che possa far nascere. Cioè, voglio che il seme di Giulia faccia nascere qualcosa, lascio la vicenda giudiziaria in un binario parallelo. Il dramma di Giulia ha davvero fatto nascere qualcosa. Oggi, ad esempio, Gino Cecchettin è nella sede di Veritas, la società pubblica di energia, servizi idrici e raccolta rifiuti della città metropolitana di Venezia. Veritas, con 3.600 dipendenti e la Fondazione Giulia Cecchettin, stanno conducendo una serie di attività per contrastare discriminazioni e violenza di genere all'interno dell'azienda. E tutto questo ha permesso anche alle persone di avere più coraggio di raccontare se ci sono delle problematiche e tutto questo riduce anche eventuali contenziosi futuri, eventuali come dire, andare nelle aule di tribunale, cioè intercettarle prima e gestirle prima aiuta sicuramente. Per Gino Cecchettin è per certi versi una seconda vita. Assieme al lavoro di tante altre persone, il padre di Giulia ha saputo mettere il risalto mediatico di cui gode al servizio di un progetto che inizia a dare i primi frutti. E questo significa quel fare rumore che Elena parlava, è proprio questo, io l'ho inteso in questa maniera e i progetti arrivano, adesso questo è il primo ma in cantiere ne abbiamo almeno una ventina, butto il cuore oltre l'ostacolo, vado oltre a qualsiasi cosa che mi possa arrivare addosso, però qualcosa ne viene fuori.